Giovanni Di Caro, Marili Chiapparo, Domenico Russello, Salvatore Liotta e Fabio Patti. Oltre a questi anche Antonella Vinciguerra e l'onorevole Salvatore Iacolino. Sono i nomi degli aspiranti deputati favaresi all'Assemblea regionale siciliana che parteciperanno alle regionali del prossimo 5 novembre. Ieri pomeriggio si è chiuso il termine ultimo entro il quale presentare le liste, pertanto sono ufficiali i nomi dei candidati che alle prossime regionali siciliane concorreranno per ottenere uno scranno come deputato dell'Ars. Come già anticipato, il nome del dottor Carmelo Vitello, che giorni addietro aveva annunciato la propria presenza tra i candidati di Forza Italia, non rientra nella lista. Il ripensamento sarebbe dovuto a un mancato accordo all'interno della coalizione del centrodestra. Il candidato Riccardo Gallo sarebbe dovuto rientrare come rappresentante di Forza Italia nel listino del candidato governatore Nello Musumeci, ma così non è stato. L'accordo salta dunque, Gallo rimane nella lista Forza Italia e Vitello si ritira dalla competizione. Intanto l'ingegner Giovanni Di Caro, come già da tempo si sapeva, concorrerà con la lista del Movimento 5 Stelle. Confermato anche l'ingegner Fabio Patti all'interno della lista Fava Presidente 100 Passi per la Sicilia. La consigliera comunale Marili Chiapparo concorrerà con la lista Idea Sicilia Popolari Autonomisti. L'ex sindaco Domenico Russello è ufficialmente in lista con il PD. L'insegnante Salvatore Liotta si candida con la lista Alleanza per la Sicilia, Antonella Vinciguerra con Forza Italia, l'onorevole Salvatore Iacolino, infine, parteciperà alle regionali con la lista dell'UDC. Ricordiamo che nel 2012 i candidati favaresi all'Ars furono ben 12, ma nessuno di questi riuscì a ottenere un posto da deputato. Per adesso non rimane che aspettare il 5 novembre.